Su Babbo Leo News 92.9 conosciamo uno dei candidati al Consiglio Comunale di Genova per le prossime amministrative dell'11 giugno. Si tratta di Andrea Acquarone, candidato per la lista Genovesi a sostegno della candidatura a sindaco di Arcangelo Merella. Acquarone, per prima cosa, da dove nasce l'idea di candidarsi e perché nella lista Genovesi? Ma l'idea di candidarsi nasce dalla passione civile, che uno ce l'ha o non ce l'ha, è una cosa un po' che si porta dietro da tempo. E poi questa volta c'è stata l'occasione di un progetto politico che non era collegato a partiti nazionali e che quindi era espressione delle istanze del territorio. La lista Genovesi è una lista indipendente e in questo senso questo è il punto principale che mi ha fatto avvicinare ad Arcangelo e poi a collaborare al programma. Per conoscere meglio Andrea Acquarone nella vita di tutti i giorni, quali sono le sue attività? Ma io sono un consulente d'impresa, diciamo un economista in un certo senso, sono uno scrittore, alcuni avranno letto negli anni gli articoli che ho scritto in genovese sul secolo, diciamo sono un attivista della lingua genovese, se vogliamo metterla così. Tra l'altro è stato anche l'unico fino ad oggi candidato che ha presentato i punti del programma della lista Genovesi in lingua genovese. Sì, abbiamo fatto questo atto simbolico di tradurre il programma in genovese e in qualche modo è utile recuperare questa dimensione dell'orgoglio, dell'appartenenza culturale, anche per dare forza al cambiamento di cui ha bisogno la città. Venendo alla lista delle persone che compongono Genovesi, quali sono i temi e le idee di città che vi uniscono, oltre a quelli già affrontati di attaccamento alla storia, alle tradizioni della città di Genova? Il programma di Genovesi, che è composto da 9 punti, questo dà ragione del nome Genovesi, no, della lista, è stato un programma frutto di un'elaborazione piuttosto lunga. Noi abbiamo iniziato da novembre-dicembre, poi tutte le settimane c'era un incontro a Palazzo Ducale di venerdì dove si approfondivano diversi temi. Ci sono stati tavoli di lavoro, io ne ho diretto uno che era finalizzato a trovare idee possibili per attrarre o riattrarre giovani in città. È un programma fondamentalmente molto concreto, basato sulle reali possibilità del bilancio comunale, quindi del sindaco una volta insediato di fare delle cose, che non rinuncia a ridare una prospettiva di sviluppo a questa città, una prospettiva anche ambiziosa. Ricordiamo che Arcangelo Merella sostiene che sia necessario che dalle entrate fiscali del porto di Genova una parte rimanga in questa città in modo da finanziare un piano di manutenzione straordinario, alcuni interventi straordinari e una conferenza strategica per pensare cosa vuole essere Genova nel 2030. Insomma, quindi la nostra è una candidatura di prospettiva. Non ci interessa l'ordinaria amministrazione, non perché non sia importante, ma perché Genova in questo momento ha bisogno di qualcosa di più. Se venisse eletto in consiglio comunale, quali competenze metterebbe a disposizione dei genovesi e su quali temi si sentirebbe di potersi impegnare in prima persona per la sua città? Le competenze sono quelle che ognuno ha. Io ho studiato economia teorica, quindi ho elaborato un modello economico addirittura, dove la comunità tornava a giocare un ruolo fondamentale nel processo di sviluppo. A partire da queste competenze personali si è sviluppata un'attenzione verso tutto quello che è la cultura e la coscienza identitaria, che sono sicuramente degli elementi che è fondamentale che in una giunta siano rappresentati. Quindi io Acquarone Andrea, avrei da dire su temi di sviluppo economico, sviluppo sostenibile, trovare l'armonia e l'equilibrio tra la necessità di sviluppo economico e la qualità della vita e dell'ambiente, e sui temi sicuramente della cultura e dell'identità culturale. Grazie per essere stato con noi ad Andrea Acquarone, candidato al Consiglio Comunale di Genova con la lista Genovesi. Matteo Agnoletto, Babbo Leo News 92.9.